Il più cordiale saluto amici della Wisport, Antonio Caroè, pronto a raccontarvi della settima giornata del campionato allievi regionali per il girone C dallo stadio Valerio Bacigalupo in Taormina. Sono pronti a scendere in campo lo Sporting Taormina, padrone di casa, che affronterà il Città di Messina. I ragazzi di mister Cosimini hanno trovato una vittoria per 4-1 nell'ultimo turno tra le mura amiche del Garden di Mili contro la Stella Nascente. Pesante sconfitta invece per lo Sporting Taormina, che sul campo della Giovani Leoni è uscita distrutta con un 7-0. Proverà subito a reagire lo Sporting, troverà di fronte però questo 11 disegnato da mister Cosimini, con Forestieri tra i pali con il numero 1, 2 De Marco, 3 Puleio, 4 Grasso, 5 Dama, 6 Gualberti, 7 Motta, 8 Mangano, 9 Spuria, 10 La Fauci e 11 Majorana. Dall'altra parte invece lo Sporting Taormina con il numero 1 Papale, 2 Mauro, 3 Cardone, 4 Spadaro, 5 Nicida, 6 D'Amore, 7 Lamanna, 8 Currò, 9 Brunetto, 10 Scuderi e 11 Licciardello. Il Città di Messina in maglia bianca, inserti giallo-rossi, lo Sporting Taormina in maglia blu a inserti azzurri, e si può partire con il racconto del primo tempo, che vedrà lo Sporting Taormina attaccare da sinistra verso destra dei vostri videoschermi, il Città di Messina viceversa da destra verso sinistra. Sono subito gli ospiti a rendersi pericolosi, si guadagna un calcio di punizione, il Città di Messina lo andrà a battere La Fauci. Vediamo il tentativo di La Fauci che finta per Mangano, il pallone viene messo dentro da Spuria, il taglio di Dama e arriva il gol dell'1-0 del Città di Messina. Perfetto lo schema sul calcio da fermo, Spuria per l'ingresso sul secondo palo di Dama, e il Città di Messina dopo appena 3 minuti riesce a sbloccare le ostilità. Perfetto, come detto, lo schema di mister Cosimini, frutto del lavoro settimanale dei giallorossi. Poi ancora il Città di Messina avanti con il calcio d'angolo, il pallone arriva a Spuria che stoppa in area col sinistro, però il mancino la manda alto, evita guai peggiori alla porta di Papale. Il Città di Messina sembra voler chiudere la pratica già nel primo tempo, c'è il bellissimo taglio da parte di Majorana servito dalla Fauci, c'è però l'uscita di Papale che mette in out. Ancora il Città di Messina con Mangano che sventaglia dentro per Spuria che non arriva di un niente sul pallone, l'uscita di Papale, e lo Sporting Taormina si salva anche in questo caso, non in quello successivo, perché non puoi lasciare solo Grasso in area di rigore che ti punisce, e infatti arriva il 2-0 del centrale di mister Cosimini, quest'oggi mediano di centrocampo, e dopo appena 25 minuti Città di Messina è già avanti per 2-0 al Bacigalupo di Taormina. Molto concreta la prestazione del Città fino a questo momento, ma è ancora grazie a Dama che arriva l'occasione pericolosa poco dopo. Infatti viene sventagliare il pallone per Puleio che prova a mettere in mezzo Araghiri della difesa del Taormina, ne approfitta Spuria che con il classico killer instinct dell'attaccante trova il 3-0, bellissimo il gol in lob del Città di Messina grazie al colpo di testa di Spuria. Qui però l'assist l'ha servito la difesa dello Sporting Taormina, completamente da rivedere. Il Città di Messina continua ad attaccare, il pressing alto favorisce il recupero del pallone da parte di Dama che riesce a servire Grasso a centrocampo. Ancora Grasso per il tentativo di Motta che prova a liberarsi per il mancino, va a scagliare il tentativo che però viene parato in 2 tempi da Papale. Ancora il Città di Messina in avanti con Grasso che va a appoggiare sulla destra per il tentativo di La Fauci di servire Majorana. Ancora l'inserimento da parte del numero 11 di mister Cosimini. Funzionano le combinazioni, Majorana però non arriva sulla sfera in questo caso. Ancora il Città di Messina in avanti con Mangano che riesce a servire Spuria sull'out di destra, va a saltare un avversario e si trova il pallone sul fondo. Spuria che va a scaricare ancora dietro per il tentativo di cross del compagno, Majorana in girata non arriva, anticipato dalla difesa. Poi Mangano con il tentativo di controbalzo che però va al lato della porta difesa da Papale. Il Città di Messina conduce per 3-0 al duplice fischio del direttore di gara grazie alle reti di Dama, Grasso e Spuria. Nell'intervallo mister Cosimini cambia tanto, infatti escono Forestieri, Gualberti, La Fauci, Puleio e Motta per Merlino, Battiato, Andò, Catalano e Gennaro. Il Città di Messina continua ad attaccare nella seconda frazione, il risultato è praticamente già messo in ghiaccio. Lo Sporting Taormina non si è nemmeno avvicinato alla porta difesa da Forestieri nel primo tempo. Adesso da Merlino scappa sulla fascia Majorana nella prima occasione del secondo tempo, mette in mezzo perfettamente per il neoentrato Gennaro, la girata è bellissima, l'azione è praticamente perfetta, avrebbe meritato il gol qui il numero 18. Bellissimo, è da sottolineare anche il supporto in fase di assist di Majorana. Poi esce Mangano per il numero 17 Venuti. Ancora il Città di Messina però ad attaccare grazie a questa rimessa laterale. Il pallone sull'out di sinistra prova a rientrare in qualche modo Andò, il neoentrato va a scaricare questo bolide con il destro che però va alto sulla porta difesa da Papale. Ancora cambi nel Città di Messina
con il numero 14 catalano Napoli, scusate, che entra in campo. Ancora però un'occasione pericolosa con Majorana che prova il pallonetto, sfiora il gol della domenica, il numero 11 di mister Cosimini, non concreto però in questa occasione e spreca tutto. Poi Grasso per Gennaro che va a saltare di netto Spadaro, ancora Gennaro che si prepara il destro, lo prova, Papale riesce a sventare in calcio d'angolo. Attivo Gennaro che cerca sicuramente il gol nonostante sia entrato a partita in corso. Majorana poi spreca tutto a tu per tu con Papale, ancora un'occasione per il numero 11 che oggi non riesce a trovare la via del gol. Majorana poi in fase di appoggio per il compagno, lo scarico sulla sinistra ancora una volta per Gennaro che prova a saltare l'avversario, va a scaricare per Andò e arriva il gol del 4-0 e Chico Andò con una botta ravvicinata ad aumentare le distanze festeggia insieme ai compagni a centrocampo, festeggia insieme a Majorana Andò che trova la rete bellissima a dir la verità al 61esimo e 4-0 Città di Messina. Sporting Taormina non pervenuto, ancora Andò che recupera il pallone e va a servire Gennaro, avrebbe lo scarico su Spuria ma cerca il tentativo dalla distanza il numero 18 non trovando però la via della rete. Poi c'è un calcio munizione, Majorana prova a mettere in mezzo, deviato dalla difesa dello Sporting Taormina, poi Spadaro esce malissimo e allora la sfera se la ritrova sull'out di sinistra. Ancora una volta Andò che va a scaricare per Grasso il pallone su Gennaro che va a scartare di netto un avversario, prova il destro che rimbalza pericolosamente vicino alla linea di porta. Il Città di Messina continua ad attaccare, oggi sono davvero in gran forma i ragazzi di mister Cosimini. Il pallone dentro per Gennaro e arriva il gol del 5-0. Ci aveva provato in tutti i modi il numero 18 e finalmente riesce a trovare la via della rete con questo piattone a tu per tu con Papale. Gennaro non sbaglia al 73esimo e 5-0 Città di Messina, pocherissimo adesso per gli ospiti che continuano però a attaccare con Majorana che cerca ancora una volta Gennaro da posizione praticamente impossibile, prova il destro e sfiora un gol che ha praticamente dell'incredibile. Ancora Gennaro protagonista, poi lo scambio sull'out di sinistra, ancora il Città di Messina in avanti. Qui c'è l'errore da parte di Spadaro, allora ne approfitta il Città, il pallone dentro di Spuria che va a saltare un avversario, difende il pallone dentro ancora per Andò che mette col sinistro il punto definitivo sul match. Infatti è 0-6 per il Città di Messina, risultato tennistico ottenuto in quella di Taormina, doppietta per il neoentrato Andò che al 77esimo va a chiudere un match praticamente mai iniziato. Di lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte del direttore di gara. Continua a vincere il Città di Messina, Corsaro sul campo dello Sporting Taormina con il netto risultato di 6-0. E allora amici della Wisport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.